Oggi, giorno della memoria, il vostro istituto, tanti ragazzi, studenti hanno effettuato una visita ad Auschwitz e che oggi si ricorda e si parla di quel momento. Presi. Sì, oggi ovviamente in ottemperanza alla legge del 2000 del Parlamento italiano che ha istituito la giornata della memoria, ma anche alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, celebriamo una giornata che vuole essere un momento di approfondimento su quelle che sono delle tematiche che rientrano perfettamente nella formazione di cittadini consapevoli, anche in linea con gli obiettivi del nostro curricolo di educazione civica. Ma quest'anno la celebriamo anche con un'esperienza in più che abbiamo fortemente voluto di concerto con il Dipartimento di Storia e Filosofia del nostro liceo, che è stata quella del viaggio ad Auschwitz di un gruppo nutrito di nostri studenti che proprio la settimana scorsa hanno visitato quelli che è il caso di definire i luoghi dell'orrore. Anzi, per meglio dire, non li hanno visitati, li hanno abitati, nel senso che i ragazzi hanno provato delle sensazioni, la visione di ciò che è stato, di quell'orrore che è stato riportato attraverso ovviamente tutto ciò che hanno visto all'interno del museo, le immagini, proprio anche i luoghi stessi, sia Auschwitz che Birkenau, hanno fatto loro riflettere obiettivamente su quello che vuole rappresentare la giornata della memoria. La giornata della memoria per noi e per i nostri ragazzi deve rappresentare un momento di presa di coscienza collettiva che deve, in una scuola come la nostra, fortemente proiettata al futuro, deve assolutamente non dimenticare mai ciò che è stato nel passato, proprio perché l'orrore, frutto di una discriminazione razziale, etnica, fuori da ogni logica umana, dicevo, quella discriminazione deve essere invece, la lotta a quella discriminazione deve essere un punto di forza della loro formazione di cittadini veri e consapevoli. Le reazioni dei ragazzi? La reazione dei ragazzi è stata meravigliosa e la vedremo oggi, perché i ragazzi che sono partiti oggi in aula magna restituiranno la loro esperienza ai compagni che ovviamente non sono andati, non solo attraverso immagini ma soprattutto attraverso racconti. Spesso i ragazzi ormai si esprimono attraverso le immagini, lo sappiamo, nei social media, quindi immagini veloci che scorrono, che naturalmente dicono anche tanto, ma i racconti che vengono dal profondo dell'animo saranno quello che caratterizzerà oggi la celebrazione della nostra giornata della memoria. Devo anche sottolineare che abbiamo partecipato al progetto del Ministero dell'Istruzione che proprio ieri, attraverso un collegamento streaming, ha raccolto 6.000 classi italiane in un collegamento da remoto, sempre dai campi di Auschwitz e Birkenau, e anch'esso mi hanno riferito i miei studenti e gli insegnanti che li hanno seguiti, anche questa è stata un'esperienza straordinaria. Naturalmente il toccare con mano ha il suo punto di forza, che era l'obiettivo che oggi ci siamo posti.